L'Università di Verona potrebbe approdare a Belluno con un corso di laurea in scienze informatiche. L'iniziativa, che vede come protagonista Confindustria Belluno Dolomiti, che ha già messo sul tavolo 4 milioni di euro per l'avvio dei corsi e con il supporto della Regione del Veneto, è in fase di analisi di fattibilità. Oggi a Palazzo Bembo, primo sopralluogo con alcuni tecnici dell'Ateneo Scaligero e i rappresentanti del Comune di Belluno, che sarebbe interessato a concedere la disponibilità dell'edificio storico se la valutazione di idoneità risultasse positiva. Per il momento però l'amministrazione mantiene la massima riservatezza su fattibilità e tempistiche. Non ci sono indicazioni da dare in questo momento. Ripeto, un incontro tecnico, quando avremo delle novità ve le comunicheremo. L'interesse è concreto e sarebbe già iniziata una raccolta di preadesioni dagli istituti superiori non solo del Bellunese ma anche del Trevigiano e del Primiero, e dalle quali si stimerebbe un numero di studenti che potrebbe aggirarsi tra le 70 e le 130 unità per anno di corso, cifre che a regime porterebbero nel capoluogo fino a 400 studenti. Molti però restano i nodi da sciogliere, in primis sull'idoneità della sede individuata in termini di adeguatezza dei locali, superficie a disposizione, gestione degli spazi e costi, ma anche sul tema dei servizi collegati all'offerta universitaria, primo su tutti la carenza di alloggi. Siamo qui proprio per vedere quella che è la fattibilità. Questi aspetti tecnici, ripeto, devono uscire dai tavoli che noi dobbiamo avere con l'università e tutti i soggetti interessati. L'università rappresenterebbe un potenziale vettore di ripartenza per il territorio bellunese, da anni alle prese con le problematiche legate allo spopolamento, specialmente riguardo ai giovani. In tutte le città medio-piccole dove viene portata l'università, questo è un volano per lo sviluppo economico, sociale e culturale. È un metodo per il trasferimento delle tecnologie, per trattenere i ragazzi